Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Un cordiale saluto, gentili amiche e amici all'ascolto, edizione della notte del nostro audio giornale. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 814 nuovi contagi, il 10,67% dei 7.626 tamponi eseguiti e 26 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne, 104 afferiscono a test progressi eseguiti in laboratori privati dall'11 al 24 novembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 27.099, di cui 6.569 a Trieste, 11.739 a Udine, 5.134 a Pordenone, 3.323 a Gorizia, alle quali si aggiungono 334 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.139. Sono 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e 599 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 741, con la seguente suddivisione territoriale: 291 a Trieste, 262 a Udine, 161 a Pordenone, 27 a Gorizia. I totalmente guariti sono 12.219, i clinicamente guariti 317, le persone in isolamento 13.168. Ha avviato lo screening di tutti i detenuti della casa circondariale di Trieste, il personale e i collaboratori che operano all'interno del carcere, utilizzando i tamponi rapidi per le persone più a rischio. Nella serata, ha annunciato l'azienda sanitaria Giuliano Isontina, sono terminati i tamponi di circa 250-300 persone. Lo screening è scattato dopo 2 guardie carcerarie e un infermiere risultati positivi al Covid. Si tratta di casi sintomatici che si trovavano in isolamento domiciliare. Si sospendano le rette per i familiari anziani ospiti delle strutture sanitarie regionali e quanto richiede la CNA regionale del Friuli Venezia Giulia alla stessa amministrazione regionale, in considerazione delle difficoltà economiche che molti artigiani stanno vivendo a causa dell'emergenza Covid, che si prevede aumenteranno ulteriormente con i mancati introiti delle festività natalizie. Tra i tanti problemi che bisogna affrontare sta ora emergendo il caro genitori, afferma il numero 1 di CNA Nello Coppetto. La categoria degli artigiani, tra le più colpite dalle nefaste conseguenze dell'epidemia, non riesce neanche a provvedere al sostentamento e a pagamento della retta dei propri genitori, la cui pensione non basta a coprire il costo di una struttura per anziani. Sempre più a fatica, quindi, gli artigiani saldano le rette integrando con i risparmi del proprio lavoro. Gli incassi non sono sufficienti nemmeno per il sostentamento familiare, una situazione che sta diventando critica. Le rette vanno sospese, ribadisce Coppetto nella nota. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo di venerdì 27 novembre. Cielo sereno ad ovest e sui monti, variabile sulle zone sud-orientali dove potranno esserci nubi basse. Di notte e al mattino possibili nebbie sulla bassa pianura. Le temperature in pianura oscilleranno tra i -2 e +2 per quanto riguarda le minime, le massime 10-13 gradi. Sulla costa 4-7 gradi le minime, 10-13 le massime, lo zero termico oltre i 2500 metri. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra edizione per quanto riguarda la pagina informativa di friulitv.net, augurando a tutti voi la buonanotte. Vi diamo appuntamento in tarda mattinata per il riepilogo di quanto è accaduto nelle prime ore di venerdì 27 novembre. Grazie per l'ascolto, alla prossima. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay.